arrivas. Estoy saying a love story. Mira, estoy llorando todo el día. Chi c'è? Chi c'è? Guarda, c'è il cavallo. Hai visto? Guarda che bello. Buongiorno! Guarda che bello. Che bello. Italia, che mal di schiena, accidenti, ho fatto una mega camminata, porca miseriazza. Adesso sono in modalità ottantenne, chiudo il letto, sistemo un po' casa e dopo si pranza qua. Oh, ma curati il giardino. Bello il giardino Singano, sì, molto tranquillo il giardino, è un buon giardino. CP, cosa dici? Non dici? Vuoi andare a fare un giro? Vai a fare un giretto? Però vedi, quando uno ogni tanto in camper vuole trovarsi il posticino tranquillo, isolato, eccetera, no? Vieni nei campi, guarda che robe. Qua siamo anche, diciamo, nelle rive delle secche del tagliamento. Però comunque essere circondati dai campi, c'è il silenzio, c'è i falchetti, i caprioli, le lepri, cioè tante cose, tanti belli stimoli, cose da guardare, tutti i fiori a primavera, le piante, bellissimo il mutare degli alberi, no?
Ma è bello anche per cambiare un po', cioè diamo un po' di tundra alla vita, no? Ti ricordi la puntata, no? Del caffè? E c'è il secondo, porca miseria. Buon Italia, io adesso lascio questo bellissimo giardino e passerei da mia nonna, che da una vita, che dico non lo faccio mai, di cambiare i cuscini. Io qua ho dei cuscini in memory, sinceramente mi trovo male. Sono anche dei cuscini di qualità, ma mi trovo male. Poi secondo me pesano anche tanto, quindi faccio il cambio con i cuscini normali e via. Cuccia, Amy. Cuccia. Cuccia, Amy. Cuccia. Cuccia. Brava, Amy. Brava, brava, brava. E Marco Avanti Italia ci si saluta, anzi ci si è già salutati e ci si rivede alla prossima puntina. Senti come l'ho detto, molto sloganisco. Buongiorno Italia! Sì, sì, sì. Buongiorno un cazzo, no? Non tanto per fare la sigla, ma perché? Perché, allora, primo è sera. Secondo, va che sono riuscito anche con Pulmin a entrare in riserva di GPL. Ed oggi è sabato, cancara moana, domani è domenica, i distributori sono chiusi. Cavolo, mi sono già passato 2 notti al gelo con Scarossa, adesso devo farlo anche con Pulmin. Porca miseria, speriamo di no. Io intanto ero passato a trovare Alessia, dove gira ancora febbre e influenza, quindi ho detto amore fino a un certo punto, ma quelle robe tienitele tu, e quindi mi sono isolato, diciamo, nel parco dove di solito vado a lavorare, e non lavorerò un cacchio, dopo ti spiego perché. Quindi questo era per dire che nel frattempo ho messo il riscaldamento del camper al massimo e così si è scaldato già l'ambiente. Ho messo gli oscuranti esterni, tirato le tende, tutto quanto, e dopo accenderò il riscaldamento. Speriamo che di resistere stanotte e domani notte. Mal che vada, niente, situazione di emergenza, chiamo Alessia, mi trova un lettino da mettermi da qualche parte isolato. Ma perché mi vedi così contento? Cioè, a parte, vabbè, il mio strafregarmene, insomma, delle sfighe, no? Ma sì, 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 è arrivato, è lui, bellissimo, caro, è morbidoso. No, non è morbidoso, è duro. Però è il 210 mm TAC della Sony e mi divertirò un casino. Adesso ho provato a fare un po' di foto quando ero lì da Alessia, tanto per capire, imparare, eccetera. È un obiettivo, insomma, abbastanza tra virgolette economico. La resa, secondo me, una volta che l'hai capito e conosciuto, è ottima. Ho fatto quelle foto spettacolari. Questo perché dico bisogna conoscerlo, perché è molto molto scuro, quindi da utilizzare pienamente, per utilizzarlo a mano libera e per fare i video solo in situazioni di luce. Sarà eccellente perché fa anche macro per fare fiori, farfalle, insetti, animali. Io magari avrei preventivo, appena diciamo l'influenza va via, di andare in qualche parco zoo, insomma, per quanto sia parecchio contrario ai parchi zoo, perché bene o male, insomma, se gli animali sono lì rinchiusi è anche per colpa mia che ci vado e finanzio, no? Diverso magari il discorso del parco Cappeller dove abbiamo fatto la puntina, lì erano animali recuperati, no? E salvati da brutte situazioni. Che ti devo dire? Tra tutti i miei difetti c'è anche dell'egoismo, insomma, motivo per cui non sono vegano, motivo per cui andrò in un parco zoo, egoismo, poco da fare. Per quanto io adesso stia a ponderare, no, la situazione, ok, allora arrivi a dire ok, è perché sei egoista, ma allora perché non evitare di essere egoista? Però sì, tanto so che poi è un po' come smettere di fumare, no? La mente umana aspetterà nell'inconscio quel momento in cui tu ti dimenticherai di questo ragionamento razionale dove hai detto sono un egoista e procederà e andrà al parco zoo. Difatti così sarà alla fine. Un po' come smettere di fumare, no? Alla fine smetto, devo smettere perché mi fa male, devo smettere perché mi appesantisce, e dopo appena stai bene non ci pensi minimamente a quello che hai detto e riflettuto e via giù a fumare, insomma. Perdonami i 2 esempi, però insomma credo che siano i 2 più calzanti. Sì, adesso ovviamente in condizioni di luce, scusa se ti faccio l'angolo fotografia, però siccome siamo la maggior parte, il 90-95% insomma dei visitatori del canale sono viaggiatori. Il viaggiatore di solito, per carità, non che debba essere necessariamente uno stereotipo, però è un pochino fotografo, no? Cioè
tutti quando vanno in giro fanno le foto di quello che vedono, no? Per avere un bel ricordo, anche col telefonino, per carità, però tanti che hanno la reflex, la mirrorless o magari anche una compatta digitale, insomma certe informazioncine, certe cose possono tornare utili. Non ti tornerà affatto utile il discorso dei miei obiettivi che ti faccio adesso, difatti dirai sì, non li secassi tu insomma i tuoi obiettivi, voglio dire, però vabbè, insomma, se qualcuno ha una mirrorless o magari nello specifico la A6004 della Sony, che è quella che sto usando io, di cui sono follemente innamorato, seppur ci siano fotocamere di gran lunga superiori ovviamente, ma io intendo come funzioni, peso e infinite altre cose, è proprio la fotocamera per me, proprio è perfetta in tutto e per tutto, obiettivi intercambiabili, puoi attaccargli il microfono al suo bel rig, puoi collegarla a stabilizzatori, ovviamente è compatibile con tutti i tipi di cavalletti, al monitorino che si rotea, quindi io adesso mi sto vedendo, no, se sono dentro l'inquadratura e tutto quanto, e tante belle cose insomma che fanno sì che questa è la macchina che io veramente adoro e che per il momento non cambierei con nessun'altra se non con la A6006 appena va giù di prezzo, che fa sorriso che questa me c'ho con la A6006. Comunque il discorso obiettivi, come già accennavamo, in ambienti scuri, ok, riprendere e fare video, quindi 30 fotografie in un secondo come minimo, fa sì che ci sia un grande disturbo perché si alzano gli ISO, quindi parti buie non dettagliate e soprattutto con delle specie di puntini o puntini rossi colorati, hai capito? Quelli si chiamano disturbi, ci sono i disturbi cromatici e i disturbi della nitidezza dell'immagine, però vabbè, non scendiamo su questi dettagli, parliamo dell'obiettivo che appunto io uso per risolvere questi problemi, il Sigma 16 mm, estremamente perfetto per video in notturna, per le fotografie e tutto ciò che concerne gli ambienti chiusi. Purtroppo ha solo un unico enorme difetto, è una lente fissa. Ossia non ha zoom. 16 mm significa che ti allarga un casino, quindi capirai che se devi fare tipo non so, trovi un cervo eccetera, gli fai la foto, fa l'effetto GoPro, nel senso che il cervo lo vedi così e magari ce l'avevi a 10 metri. Però per gli interni, per il vlog e per i miei tipi di lavori che faccio, no, per mantenermi in qualche modo va benissimo, è la perfezione, è un obiettivo che di solito tutti i fotografi hanno, soprattutto chi ha la Sony A6004 o comunque la serie A6. Poi mi sono veramente pentito di averlo usato pochissimo. L'obiettivo che era in dotazione è un Sony 1650, ossia 16, sì, ok, come il Sigma, però può zoomare a 50, crea anche quel bellissimo effetto di profondità quando fai tipo dei primi piani eccetera, è veramente molto valido, dai. Non va bene per situazioni di scarsa luminosità, però tipo hai visto nel video che siamo andati io e Marco, no, nel wild, che eravamo in mezzo ai campi sulle secche del tagliamento, ha fatto il suo sporco lavoro, hai visto che roba, è un obiettivo comunque molto economico. Dovrei avere anche regolato un po' il microfono, quindi forse da questo video in poi si dovrebbe sentire meglio, perché si notava anche con Marco che inspiegabilmente nei miei video iniziavano subito a volume altissimo, quelli ripresi con la Sony e pertanto con il microfono della Rode, e dopo si abbassavano e andavano automaticamente a livello. Io adesso non so se è un problema di filmora della Sony o del microfono, non riesco a capire, però intanto sono andato a approfondire varie guide, il mio livello volume microfono era 25, in realtà con il Rode c'è chi sta ben sotto il 10, io intanto l'ho messo a 10, intanto per provare un step alla volta. Ho perso anche il filo del discorso. Comunque vabbè, stavamo parlando del 1650, poi ho troncato molto velocemente perché mi era finita la batteria e niente, il nuovo arrivato che hai visto è un Sony, questo 55-210, quindi significa che ha un discreto zoom e una focale minima, insomma 50 mm. Sì, diciamo che devi stare distante dalla cosa da fotografare o da riprendere, adesso non ho preso bene le misure, comunque ad occhio credo un metro di distanza, insomma, ecco, altrimenti non riesci a mettere a fuoco. Però appunto essendo anche macro, tu stando distante un metro gli dai lo zoom, tipo riprendi una farfalla, te la vedi a pieno schermo, enorme. Ho fatto le foto ai gatti all'Alessia, sono venuti, cioè, da lontani gli prendevo il naso, cioè è venuta una figata pazzesca, bellissimo veramente, quindi mi divertirò un casino.
Probabilmente andrò domani, ecco, mi sono messo appunto qui nel parco dove vengo a lavorare, perché nella passeggiata lungo l'Argine, che ogni tanto vedi faccio con CP, ci sono molti cormorani, occhette d'acqua, eccetera. Boh, vediamo cosa riusciamo a fare, perché di solito appena ti vedono da 20-25 metri scappano. Vediamo cosa riusciamo a fare, perché io sono come i bambini, no? Appena arrivato giocattolo nuovo, io ho detto alla Alessia, cazzo, devo fare qualcosa, cioè insetti, fiori, eccetera, che cacchio c'è qua a Jesolo? Perché poi lunedì ho un lavoro qua, quindi è inutile che mi sposto per poi ritornare qua a buttare via gasolio per il piffero. Quindi sono arrivato a Jesolo, resto a Jesolo fino a lunedì e non so che cacchio fotografare. Quindi niente, proveremo sti osei qua di Accumare e vediamo cosa succede fuori. Accidenti, mi dispiace di averti fatto una puntata che parla praticamente solo degli obiettivi. Però vabbè, dai, insomma, abbiamo parlato anche che resterò al freddo. Eccolo!